Benvenuti, famiglia di Cristo Gesù. Vogliamo pregare, Signore, espandi il tuo spirito questa sera sulla tua Chiesa, sulla tua sposa. Apri i nostri cuori, apri i nostri occhi, apri la nostra bocca, apri le nostre braccia per benedire, lodare, innalzare, glorificare il tuo nome, santo, eterno e potente. Alleluia, Signore. Ricevi questa offerta di lode, che sia una lode autentica, Signore, un movimento potente del tuo spirito. In Cristo Gesù ti preghiamo e crediamo. Amen. Siamo il tuo popolo, Signore, mentre noi preghiamo, ci umiliamo. Ad ogni peccato rinuncia, cerchi alla tua faccia e grida. Tutti insieme preghiamo. Manda pioggia ancora, spandi il tuo spirito, scende il fuoco tuo, la tua unzione sia fresca su di noi. Manda pioggia. Manda pioggia ancora, spandi il tuo spirito, scende il fuoco tuo, la tua unzione sia fresca su di noi. Siamo il tuo popolo, Signore. Siamo il tuo popolo, Signore. Mentre noi preghiamo, ci umiliamo. Ad ogni peccato rinuncia. Cerca la tua faccia e grida. Manda pioggia ancora, spandi il tuo spirito, scende il fuoco tuo, la tua unzione sia fresca su di noi. Manda pioggia. Manda pioggia ancora, spandi il tuo spirito, scende il fuoco tuo, la tua unzione sia fresca su di noi. Santo, Santo Spirito, scende il fuoco tuo, la tua unzione sia fresca su di noi. Santo, Santo. Santo Spirito, scende il fuoco tuo, la tua unzione sia fresca su di noi. Chiesa canta. Santo, santo. Santo, Santo Spirito, scende il fuoco tuo, la tua unzione sia fresca su di noi. Ancora una volta, santo. Santo, Santo Spirito, scende il fuoco tuo, la tua unzione sia fresca su di noi. Manda pioggia ancora, spandi il tuo spirito, scende il fuoco tuo, la tua unzione sia fresca su di noi.
spirito, e dov'è lo spirito vi è libertà. Dio ci ha resi liberi. Quel peccato che gravava nei nostri cuori, Gesù lo ha preso su di sé, portandolo alla croce. Quanti si sentono liberi? Liberi. Eravamo aggravati, travagliati da questo peso, e Dio ha messo un canto di libertà. Se tu non senti questo, hai l'opportunità questa sera. Porta a Dio ogni tuo peso, porta a Dio ogni tuo peccato e Lui ti libererà.
Alleluia. Uniamo i nostri canti, Cantiamo le alleluia. nostre voci, uniamo le nostre. Cantiamo alleluia, cantiamo alleluia, cantiamo alleluia,
Grazie Spirito Santo. Grazie Signore. Alleluia, Gesù. Padre, questa sera non potevamo essere in un posto migliore se non essere qui alla fine di questo anno, Signore, per ringraziarti dal profondo del nostro cuore, per tutti i benefici, per la tua benignità, per la tua protezione, Signore, per come tu ti sei preso cura di noi in questo anno, Signore. Grazie, Signore, perché non ci hai fatto mancare di nulla. Grazie, Signore, veramente noi non abbiamo parole per dirti, Signore, grazie. Grazie per il tuo Santo Spirito. Grazie per la tua preziosa parola, Signore, che hai dato ogni giorno al nostro cuore, Signore. Grazie per il tuo Santo Spirito che ha fortificato la nostra vita, ci ha incoraggiato anche in mezzo alle prove, alle difficoltà. Tu non sei mancato, Signore, di benedire la nostra vita, di tirarci fuori da certe situazioni. Signore, questa sera non possiamo fare altro che dirti grazie dal profondo del nostro cuore. Grazie perché ti conosciamo, grazie perché ti apparteniamo e perché tu vivi in noi, Signore. Questa sera vogliamo ringraziarti con tutto il nostro cuore per ogni beneficio che proviene dalla tua mano. Signore, sappiamo davanti a noi ci aspetta un nuovo anno e noi sappiamo, Signore, che tu hai tutto sotto il tuo controllo e che noi siamo benedetti da te, Signore. E siamo sicuri e certo, Signore, che ogni cosa coopererà al bene per ognuno di noi, Signore. Grazie per questo culto, grazie per questa serata. Signore, vogliamo offrirti la lode dal profondo del nostro cuore. Che ognuno di noi, Signore, questa sera possa avere un cuore ben disposto per lodarti e per benedirti, Signore. Grazie dal profondo del nostro cuore. Grazie per quello che tu ci hai dato da fare. Grazie per le porte che ci hai aperto, Signore. Grazie per questi concerti che abbiamo tenuto, Signore, che abbiamo seminato la tua parola. Siamo certi che tu la farai crescere, Signore. Noi ti ringraziamo per come tu ci hai protetto. Grazie, Signore, per queste porte che tu ci hai aperto, perché non è merito nostro, ma tu, Signore, hai preparato le opere per ognuno di noi affinché noi le compissimo. E noi ti ringraziamo, Signore, perché ci sentiamo al centro della tua volontà. E se siamo al centro della tua volontà, chi sarà contro di noi, Signore? Grazie, Padre, anche per come ci hai risposto ieri, per come hai messo la tua mano, per come ci hai protetti. Grazie nel nome di Gesù. Alleluia. Gloria al tuo nome santo, Signore. Alleluia. Ora basciara bacanda la massaia. Se hai preso nel tuo cuore che ti opprime, canta questo canto. Ti aiuterà a portarlo ai piedi dell'agnello. Il tuo nome
dentro, solo in te, al sicuro io starò, il domani non temerò, nel tuo amore dimorirà mio cuore, dimorirà mio cuore, nel tuo amore, dimorirà mio cuore, dimorirà mio cuore. Grazie Signore. Alleluia. abbi fede. Amen. Gloria a Gesù. Gloria a Dio. Amen. Accomodatevi. Gloria a Gesù. Grazie Vincenzo, grazie Daniela. Gloria a Dio. Questo è uno dei tuoi ultimi canti, Vincenzo? Gloria a Dio. Che bello. Veramente bello. Con te starò al sicuro. Amen. Gloria a Dio. Beh, penso che Vincenzo non ha bisogno di presentazione. Daniela sono stati con noi diversi anni. Sappiamo il dono che Dio gli ha dato, un dono straordinario. Alleluia. Gloria a Gesù. Bene, allora volevo chiamare Silvia perché vuole dirci qualcosa su Porte Aperte. State bene? Wow, siete contenti? Che siete arrivati a fine anno? Sì. Siete contenti? Quando ci stanno seguendo a casa, siete contenti che siete a casa tranquilli lì sul divano ad ascoltarci? Ma non mancate di lodare il Signore perché è importante. Amen. Silvia, vieni. Gloria a Gesù. Grazie a voi, buona domenica, anche se ormai siamo alla fine. Allora, per noi questi sono giorni di festa, però sappiamo che i persecutori non fanno mai festa. Questa sera volevo aggiornarvi perché il giorno di Natale in Nigeria nuovamente, non è il primo anno che succede, sono stati fatti diversi attentati alle chiese proprio in occasione del Natale. Allora vi leggo il comunicato. Noi parliamo sempre della parte nord della Nigeria. La Nigeria, vi ricordo, è divisa esattamente in due. La parte nord, dove questi pastori nomadi, è un'etnia, si chiamano i Fulani, sono di religione musulmana e perseguitano i cristiani proprio senza tregua. La parte sud invece, compresa la capitale, è di maggioranza cristiana, lì ci sono chiese, si loda il Signore, c'è la libertà come ce l'abbiamo noi qui. Questi attentati sono avvenuti nella parte nord, adesso vi leggo comunque. Uomini armati hanno ucciso almeno 160 persone in villaggi a maggioranza cristiana nello stato di Plateau in Nigeria. L'attacco ben coordinato è iniziato alla vigilia di Natale ed è proseguito fino alle prime ore di lunedì di Natale. Mondai Kassà, capo del governo locale di Bokkos, nello stato di Plateau, ha dichiarato all'agenzia di stampa AFP che più di 300 persone sono rimaste ferite nell'attacco. Gli scenari di queste ulteriori violenze sono stati circa 20 villaggi a maggioranza cristiana, ha spiegato Joe Newhouse, portavoce delle operazioni di sostegno ai cristiani nell'Africa subsahariana delle agenzie di Porte Aperte, precisando inoltre che le conferme sull'identità e sul movente degli attentatori tarderanno ad arrivare. Questo è un classico proprio, cioè cose succedono e non ci sono indagini, diciamo. Possiamo però basarci su ciò che sappiamo essere accaduto in questa regione per un lungo periodo di tempo. Sappiamo che le comunità agricole, per lo più cristiane, hanno subito attacchi da parte dei militanti fulani, musulmani, per molti anni. Sebbene nella narrativa comune la colpa degli attacchi ricada spesso su questioni come il cambiamento climatico, l'etnia, ragioni socio-economiche o politiche, in realtà l'elemento religioso di questi attacchi non dovrebbe mai essere sottovalutato. Abbiamo visto troppe volte cristiani indifesi attaccati senza alcuna ragione. La Nigeria è scenario di violenze anticristiane da 6 anni e occupa il 6° posto della World Watch List, cioè è altina in classifica.
La World Watch List è la lista dei primi 50 paesi in ordine di persecuzione. Primo posto Corea del Nord, dove la persecuzione è massima. Solo l'anno scorso 5.014 cristiani, stiamo parlando solo della Nigeria, sono stati uccisi in quanto cristiani e ben oltre le 20.000 negli ultimi 5 anni, e sono numeri conservativi. Il rapimento e lo stupro di donne cristiane è stato usato come arma tanto dai terroristi di Boko Haram come da questi allevatori islamici fulani per devastare le vittime, le loro famiglie e le loro comunità. Non bastano gli attacchi, le uccisioni, i rapimenti, ma anche l'abuso sessuale è usato in una strategia chiara per debellare la presenza cristiana nell'intera area. Lo Stato nigeriano palesemente non è in grado di arginare tutto questo, lasciando spesso impuniti molti degli autori, proponendosi come un notaio di questa dinamica di estirpazione delle comunità cristiane. Voglio sottolineare che queste persone sono state uccise semplicemente per la loro fede in Gesù, non c'è un altro motivo. Quindi è veramente una persecuzione mirata. E ecco, questo è successo in altri anni, diciamo sempre in Nigeria. Volevo darvi questo aggiornamento perché chiaramente c'è chi fa festa, ma noi sappiamo insomma che in questi paesi veramente c'è sempre il timore che entrare in una chiesa, che riunirsi per lodare il Signore sia motivo di rapimento, di stupro, di uccisione, di incarceramento. Noi siamo qui questa sera e lodiamo il Signore in libertà, l'abbiamo anche cantato. Ricordiamoci di questi fratelli sempre nelle nostre preghiere, come quasi sempre, spesso facciamo insomma qui insieme quando ci riuniamo in comunità, e Dio vi benedica. Gloria a Gesù. Io credo che comunque non manca molto che anche in Italia, mi auguro con tutto il cuore che sia più lontano possibile, ma sono convinto che anche qua inizierà la persecuzione verso i cristiani. Voi avete visto che anche quest'anno, no, c'è stato, l'avevo accennato domenica scorsa, in scuola elementare tolgono il nome di Gesù in cucù. E adesso hanno messo anche, avete visto su alcune post, hanno messo il presepe con 2 Giuseppe, con 2 Marie, perché la famiglia allargata, perché la famiglia... Guardate che noi stiamo andando incontro verso situazioni veramente difficili, ma il Signore ce l'ha detto, no? E credo che proprio in questo senso noi dobbiamo considerare e vedere quanto di Dio abita in noi e quando siamo disposti noi ancora oggi a proclamare l'Evangelo. Voi avete, non tutta la Chiesa lo sa, ma ieri sera abbiamo avuto problemi nel cantare. Poi vi spiegherò nel caso quando saremo seduti, ma abbiamo avuto problemi nel cantare ieri sera. Ma il Signore è stato con noi, abbiamo avuto la vittoria in maniera straordinaria, ma c'è stato un attacco, veramente un attacco forte sulla corale, su ognuno di noi. Ma Dio è fedele, ecco perché io dico la cosa importante è sentirsi al centro della volontà di Dio, perché è Lui che ci difende, è Lui che si prende cura di noi. Amen. È una gioia comunque servire il Signore, al di là di ogni cosa, e sapere che con Lui siamo più che vincitori in Cristo Gesù. Alleluia. Dio è buono e la sua benignità dura in eterno. Possiamo dire amen? Giovedì sera io ho fatto uno studio, ho condiviso un po' con i fratelli qualcosa di semplice, perché non volevo, come dire, appesantire con diversi versetti, perché già siamo impegnati con la corale, impegni e tutto, però facevo un'osservazione. Siamo alla fine di un anno, questa sera è l'ultimo dell'anno, e la mia considerazione era questa: in questo anno, facendo 3 domande, in questo anno sei cresciuto spiritualmente? Questo anno ha fortificato la tua fede, le prove, le difficoltà che hai attraversato? Sei uscito fuori da certe situazioni? Molto probabilmente ti sono capitate delle cose che non ti saresti mai aspettato, e chissà ancora nell'anno nuovo che cosa accadrà.
Ci sono già in tutte le televisioni, ci sono quelli che fanno l'oroscopo, no? Adesso tutti quanti già pronti, accadrà quest'altro, tutti quanti con la bocca aperta, cosa mi succederà, cosa accadrà, che cosa... Nessuno aveva previsto che sarebbe venuto il Covid quell'anno. Tutti quanti partivano, viaggi, alla fine tutti chiusi in casa perché c'era il Covid e non c'era uno di un solo segno dell'oroscopo che sarebbe potuto uscire, perché nessuno aveva previsto che sarebbe accaduta una cosa del genere. E chissà che cosa accadrà nell'anno nuovo, chissà che cosa succederà, ma noi, come dicevo giovedì, siamo esseri spirituali. Da quando abbiamo conosciuto il Signore, la nostra vita deve essere fortificata giorno dopo giorno. Sapete che la parola di Dio ci dice di crescere? La parola di Dio dice crescete nella grazia. Crescete nella grazia. Quindi noi abbiamo bisogno di crescere. Noi usciamo da una gloria e entriamo in un'altra gloria, perché noi entriamo di gloria in gloria. Se voi avreste un figlio che ha 30 anni e lo vedete come un bambino, vi creereste un problema, no? Sicuramente, dice come dovrebbe avere 30 anni, invece ancora c'ha il ciuccio in bocca, no, è un problema serio. E noi ridiamo su queste cose, ma ci sono tanti credenti all'interno della Chiesa che hanno ancora il ciuccio in bocca, eppure hanno 30 anni di fede. E Paolo dice ai Galati, io dovrei parlarvi a persone adulte. Voi avreste bisogno di carne e invece vi devo dare ancora del latte. Provate a immaginare. Perché noi possiamo rimanere indietro spiritualmente. Possiamo ancora non crescere nella fede. Ma allora perché le avversità, le prove avvengono sulla nostra vita? Avvengono per fortificare la nostra fede. Per sapere chi abbiamo dalla nostra parte e continuare ad avere fiducia nel Signore. Quest'anno è stato un anno particolare, sicuramente. Abbiamo attraversato tante situazioni difficili, però possiamo dire una cosa, Ebenezer, fin qui l'Eterno ci ha soccorso. Amen. È stato fedele. Abbiamo pagato un anno d'affitto, siamo riusciti a dare per le missioni, veramente quest'anno è stato in abbondanza, che il Signore possa continuare a benedire anche l'anno successivo, in modo particolare, è stato veramente qualcosa di straordinario. Questa mattina il calendario diceva: così risplende la vostra luce davanti agli uomini, affinché vedano le vostre buone opere e glorifichino il Padre vostro che è nei cieli. Stiamo parlando di luce in questi giorni. La nostra corale si chiama la Corale Luce. Ieri sera abbiamo parlato proprio di questo, della luce che dobbiamo emanare. E il Signore ancora dice: la vostra luce risplenda. Dio ti ha chiamato ad essere luce. Dio mi ha chiamato ad essere luce ed è meraviglioso portare luce nelle tenebre dove luce non c'è. E quanti di voi siete convinti? Io lo volevo dire ieri sera, poi sapete ci sono alcune cose che devo un po' trattenermi nel dire certe cose e quindi però ieri sera volevo dire noi stiamo in un mondo di tenebre. Noi siamo in un mondo di tenebre perché tutto quello che vediamo intorno a noi, tutto quello che succede intorno a noi, fratelli, noi siamo dei privilegiati, siete d'accordo oppure no? Il salmista dice: una grande e bella eredità mi è pur toccata. È vero, da quando abbiamo conosciuto il Signore. Perché se non avessimo il Signore, saremmo rovinati. Siete d'accordo oppure no? Ci siete? Siete gioiosi? Guardate che molti si preparano per festeggiare l'ultimo dell'anno, botti, spari. Noi siamo qui per lodare il Signore. Altro che botti, noi vogliamo fare veramente acclamare che l'Eterno è Dio. Amen. Gloria a Dio. Bene, c'è qualcuno che desidera ringraziare il Signore questa sera? Palmiro, gloria a Gesù. Pace a tutti fratelli e sorelle. Io voglio semplicemente riportare quello che è stato un discorso che ho fatto nel pomeriggio di oggi con un mio amico che mi ha fatto la sorpresa ieri sera di essere presente al concerto. E un amico, un caro amico, veramente ci conosciamo da più di 40 anni, e cattolico, credente, mi ha fatto la sorpresa, io non sapevo che era lì presente e me l'ha detto appunto nel pomeriggio di oggi. Ha detto la cosa, veramente la sua sorpresa nel vedere quello che siamo riusciti a trasmettere, l'entusiasmo che c'era in noi.
E io lì per lì sono rimasto, diciamo, anch'io sorpreso da questo, per il fatto che devo confessarvi che in tante occasioni io mi fermo a vedere magari i problemi che ci sono attorno, no? E dentro di me c'è sempre comunque quella spinta, che credo che sia il Signore, che mi dice: ma guarda verso l'obiettivo, guarda verso l'obiettivo. E l'obiettivo c'era ed era chiaro. Poi si sono manifestate tante cose, ma quello che a noi l'obiettivo principale è di poter portare attraverso i canti, la testimonianza, quello che facciamo, che non sia semplicemente diciamo, un concerto lì per lì, ma un messaggio. E dicendomi queste cose, questo mio caro amico, che so che non va diciamo, a buttare complimenti dove o quando non c'è, diciamo così, non li regala, semplicemente è una persona sincera, e quindi quello che lui ha detto mi ha riempito, diciamo, di gioia per il fatto che poi ho detto: Signore, in mezzo a tanti problemi che possiamo incontrare, che vediamo così, però c'è un messaggio che arriva. E questo è stato bello, e questo è stato gratificante, perché per me la gratificazione è quella più profonda, è quando raggiungere l'obiettivo di essere nella volontà del Signore. Amen. È bello poter suonare bene. C'è scritto che i cantori, quando si trovavano insieme, suonavano maestrevolmente, quindi non è che ci troviamo così tanto per trovarci, stiamo facendo prove, sacrifici, quant'altro, per poter dare il meglio. Ma che bello poter sentire che il messaggio arriva a destinazione. Questo per me è la cosa veramente importante, di cui desidero ringraziare il Signore, e anche desidero, diciamo così, spingere quando ci sono queste difficoltà, che magari ci sentiamo un po' appesantiti da queste, spingere veramente ciascuno di noi a continuare, a perseverare nel guardare all'obiettivo. Ci sono cose che finiscono, ci sono cose che riprendono, che c'è il vecchio che passa, c'è il nuovo che arriva, ma alla fine noi siamo in Cristo, quindi per noi è sempre qualcosa di nuovo, è sempre qualcosa di nuovo, e abbiamo necessità, come quel canto diceva, che la presenza di Dio veramente dimori in noi. Il Signore ci benedica. Amen. Amen. Gloria a Dio. Ieri sera è stata veramente una serata speciale, oltre a quello che abbiamo vissuto. Penso che è stato il concerto dove abbiamo veramente fatto più difficoltà, no? C'è stata una situazione veramente difficile. Però volevo dirvi questo, che lì c'erano 200 posti a sedere ieri e la gente continuava a entrare. Era un caldo pazzesco, perché era una cosa... Poi è venuto Don Giuseppe, che lui pensava che era alle 9:30, quindi è arrivato tardi. Io gli avevo fatto tenere anche il posto così, però lui ha visto che c'era la gente in piedi, altri erano saliti su quelle scale, che sopra poi non c'era posto, però stavano sulle scale lì, e c'erano i genitori di Arianna in mezzo a quelle scale seduti là. E allora Don Giuseppe ha detto, vicino a quella persona che era lì, fra l'altro una persona che conosco da molti anni, che grazie a Dio mi ha aiutato anche quando siamo arrivati là per spiegarmi dove erano le luci, le cose, è stato lui. Comunque ha detto: va a prendere le panche là, no? Falli sedere. Io pensavo che lui diceva, cioè, sono troppi, falli uscire perché è pericoloso, perché anche se succedeva qualcosa lì non c'è una via, non c'erano porte laterali, quindi era veramente un problema. Invece ha detto: va a prendere le panche e falli mettere qua dietro qua. E l'altro faceva: ma non Giuseppe, siamo sicuri, perché vedi che è bello stasera, è bellissimo quello che fanno, quindi bisogna ascoltarli. Prendi le panche. Quindi prese le panche, abbiamo messo le panche tutti quanti seduti, e 4 panche, gloria a Dio. Quindi all'incirca, tra loro che cantavano lassù, tutta la corale, i musicisti e gli altri che erano così, eravamo un 300 persone, che era veramente una cosa. E quindi voglio ringraziare il Signore, perché al di là di tutto c'è stata la manifestazione dello Spirito Santo. Ma veramente, veramente c'è stata la manifestazione. C'è qualcun altro che desidera ringraziare il Signore? Sapete che dovremmo fare a gara questa sera, no? Lo sapete? Siamo all'ultimo dell'anno, voglio dire, ringrazio il Signore per quest'anno, amen, ti siedi, sei a posto. Invocami nel giorno della distretta, io te ne terrò fuori e tu mi glorificherai.
Hai invocato il Signore in quest'anno? Almeno una volta l'hai invocato il Signore? No, sei proprio messo male. Ti ha risposto? Sì, sei in dovere di ringraziare il Signore. Oh, Giorgette, grazie. Dopo avrai 10 euro. Buonasera a tutti. Pensavo che stavi dicendo buon San Valentino. No, bonsoir. No, stavo dicendo. Voglio ringraziare il Signore perché il mio marito qua è da 11 mesi, 2 settimane che viene in chiesa con me. Amen. Quindi ringrazio veramente il Signore. E non è tutto perché vedo che tante cose sta facendo e c'è la sua luce che si sta splendendo in lui. Gloria a Dio. Ringrazio veramente il Signore perché l'ho voluto e ci ho pregato tanto. Amen. E gloria, gloria, gloria al Signore. Amen. Alleluia. E abbiamo un altro operaio perché lui proprio si dà tanto da fare per aiutare, smontare, è sempre gioioso, sempre il sorriso. Quindi non è solo un aiuto convenevole a te, è un aiuto conveniente a noi. Sì. Ecco un altro sorridente. Buonasera, pace a tutti. Anch'io voglio ringraziare il Signore perché quando il Signore fa una promessa la porta a compimento. Amen. Anche in questo anno il Signore ci aveva promesso di portare la mia famiglia e ecco qua. Sono 7-8 mesi che la mia famiglia è qua, quindi 10 mesi, scusa. E quindi dovevo ringraziare il Signore anche per questo. Amen, amen, alleluia. A Dio la gloria, a Dio la gloria. Dio è fedele, amen. C'è qualcun altro che vuole ringraziare il Signore? Alleluia, non vogliamo togliere l'opportunità a nessuno. Gloria a Dio. Va bene, vi faccio una domanda. Oh! Antonella. Allora, ringrazio il Signore per tante cose. Alleluia. In genere appunto si appresta la fine dell'anno e quindi uno fa sempre un po' dei bilanci. Non vi dico che mi metterò lì a fare, non lo so, il pronostico, mi do l'obiettivo, non so, di andare in palestra, di fare la dieta, di queste cose. No, sono cose futili. Però in questo bilancio di quest'anno che si sta per concludere metto dentro proprio la gratitudine a Dio per averci sostenuto, per aver sostenuto me e la mia famiglia. Amen. E non solo la mia famiglia, proprio mio marito e i miei figli, ma anche la mia famiglia allargata. Io quando dico anche famiglia, proprio per me ci sono sempre loro. C'è mia sorella, c'è mio cognato e la mia mamma. Per loro è stato un anno dal punto di vista della salute molto delicato per quanto riguarda Rosario e quindi ringrazio il Signore perché nonostante le difficoltà che perdurano, però Lui ci porta sempre avanti, ci ha portato avanti e ha sostenuto Francesca e Rosario. E io so che in tutto questo c'è un fine. Per fede lo so, esattamente ancora questo obiettivo qual è non lo so, però voglio credere questo, ecco, che lui in quest'arco di tempo comunque di malattia, direttamente perché è vissuta da Rosario, ma indirettamente per noi familiari, sta lavorando e trasformando le nostre vite, proprio ci sta plasmando, ci sta dando pazienza nell'attendere il compimento di quello che lui ha preparato. Un'altra cosa in merito, per quanto riguarda invece la mia sfera proprio personale, ringrazio Dio per il posto in cui mi ha messo e non è una frase fatta, perché anche quando noi parliamo abbiamo una responsabilità, perché non sto parlando solo davanti a dei fratelli, agli uomini, ma sto parlando davanti a Dio. E quindi ogni
parola deve essere proprio pesata e misurata. Quindi ringrazio Dio per la comunità di Marostica, per ogni mio fratello, per ogni mia sorella, e per l'appoggio, per l'amore che mi arriva, per l'accoglienza che abbiamo avuto, che sentiamo, io e i miei figli. Non faccio nomi, però ci sono proprio delle persone in particolare che ci sono sempre state vicine e ci continuano ad essere vicine, e quindi io proprio ringrazio Dio per questa alchimia, per questo feeling, non che faccio disparità, però proprio siamo stati accolti da alcuni di voi in maniera particolare, ci sono state delle affinità e quindi inevitabilmente si è creato questo, però vi voglio tutti bene, veramente. Amen. E un'altra cosa, far parte della corale, far parte sempre del coro, è un impegno, è una cosa che all'inizio mi aveva spaventato, però Dio ci ha portato avanti, mi sta portando avanti. Questo è già il secondo anno che faccio parte, quasi devo dire in certi momenti con una punta di orgoglio però buono, ecco. E specialmente nel penultimo concerto che abbiamo avuto, poi quando noi ci riuniamo, preghiamo prima di entrare, Silvia aveva detto questo: ricordatevi, ricordiamoci il motivo per cui siamo lì, siamo su quel palco. E a me, dopo qualche giorno, e quella sera era stata una serata un po' particolare, avevo del nervosismo mio di casa, mio personale, e le cose non andavano, quindi sì, c'era tensione. Dopo qualche giorno il Signore mi ha risposto, mi sono venuti in mente, prendo a prestito le parole proprio di questo canto, un canto antico che a volte sottovalutiamo, perché adesso ci sono magari dei canti, delle melodie più moderne, più accattivanti, però devo dire che non è la prima volta che il Signore mi fa venire in mente dei canti antichi della comunità, e quelle parole proprio mirano perfettamente il bersaglio. E le parole erano queste: la ragione della vita è amare te, servire te, lodare te, alzar le mani e lodare il nome tuo. Questo è tutto della vita mia, altro bene io non troverò che amare te, servire te. Scusatemi, perché mi volevo ricordare così le parole. E quello, ho detto: Signore, è questo quello che noi facciamo quando usciamo con la corale, quello è l'obiettivo, lodare te e trasmettere con quello che noi siamo, il tuo amore, l'importanza, la profondità, la bellezza della lode. Scusate se mi sono dilungata, però sentivo di dire queste cose. Gloria a Dio. Amen. Gloria a Gesù, che bello. Qualcun altro? No? Sì. Dan. Pace a tutti. Pace. Anch'io voglio ringraziare il Signore per la sua bontà, per la sua fedeltà. Quest'anno è stato un anno molto molto benedetto per noi. Certo. E Lui ne ha regalato ancora 2 figli e un nipote. Posso dire che Victor e Alex, il nostro figlio, quel ragazzo meraviglioso che è un'altra grande benedizione. Amen. Sì, Dio è tanto tanto buono con noi. Amen. 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 In un anno 2 matrimoni. Nel giro di pochi mesi, fra l'altro. Gloria a Dio. Non voglio togliere l'opportunità a nessun altro. Vlad, vuoi dirci ieri che cosa hai sentito mentre lodavi il Signore? Mentre cantavamo? Solo quello che hai sentito da parte del Signore. Vabbè. Ieri sera
Metti il microfono vicino, sì. Ieri sera, prima di iniziare le prove, io stavo sul telefono, sulle sedile, e ho sentito una voce quale mi diceva: lascia il telefono e inizia a pregare per il concerto. Ho pregato per il concerto e ho letto 3 capitoli della Bibbia, quelli Dio mi ha detto. Dopo quando è iniziato il concerto, dopo primo canto, io ho visto dietro di me un angelo grande, aveva una spada grande e mi ha detto così. Io ho iniziato a tremare, a piangere, e lui mi ha detto: non temere, io sono venuto a proteggervi. Gloria a Dio. E ha detto: siamo in 3, ho visto uno vicino alla batteria, una vicino a Chiara e uno dietro al corale. Gloria a E sono Gesù. stato lì finché noi abbiamo finito. Amen. Gloria a Dio. Alleluia. E poi stamattina mi ha telefonato anche Rachele e mi ha detto: pastore, come si dice in siciliano? Pastore, perché lei adesso ha preso l'accento proprio siciliano forte, Rachele. Io non lo so, ma ieri ero in chiesa, che stavo lì e all'improvviso ho sentito: prega per la corale, prega. Ma che è successo? Ho detto: che è successo? Lei non sapeva niente, ma lo Spirito Santo si muoveva in maniera straordinaria. Gloria a Dio. Sì. Romeo. Gloria a Dio. Volevo ringraziare il Signore quindi non sarebbero tantissime cose, però 2 cose in particolare, no? Volevo ringraziarlo per la mia famiglia, veramente, perché l'anno scorso, verso questo periodo così, avevamo cominciato a pregare insieme, no? Su WhatsApp. Ok, quindi, e poi sembrava una cosa che magari non sarebbe durato solo un mese oppure, però abbiamo continuato fino a oggi, quindi veramente per dire che è una cosa che non, cioè, che veramente, diciamo, no, io me lo sarei sognato, però sembrava impossibile. Ma veramente, diciamo, questa preghiera insieme con, diciamo, con la mia famiglia, con mia madre che ha 75 anni e che è veramente interessatissima, no? Questa cosa mi sta incoraggiando molto. E io posso dire anche che sono queste piccole preghiere così, no? Che ci rendono anche forti nei nostri momenti di grande prova, ok? Quindi perché a volte siamo così provati che anche pregare non è così facile, però quando ci ricordiamo che abbiamo preghiera, per esempio, con la famiglia, per esempio, no? Cioè questo mi fa ancora stare in piedi e veramente incoraggia tantissimo. Amen. E l'altra cosa che volevo ringraziare il Signore è per il passaggio di ruolo, veramente, quindi dopo tantissimi anni, tanti anni di precariato, finalmente posso dire che essere di ruolo è un po' come un riposo, davvero, quindi mi sento un po' in riposo. Gloria a Dio. Gloria a Dio. Amen. Gloria a Gesù. Bene, se non c'è nessun altro che desidera ringraziare il Signore, allora vogliamo... Quanti si ricordano cosa ho predicato domenica? Isacco. Ma domenica abbiamo parlato ancora di Isacco e abbiamo parlato delle promesse di Dio. È vero? Perché Dio mantiene le promesse. Sì. E anche questa sera, visto che siamo a fine anno, fra le altre cose, abbiamo bisogno delle promesse di Dio. Siete d'accordo oppure no? Però c'è un video prima, vi devo far vedere subito un video che hanno fatto. È di tutto l'anno? È di tutto l'anno? Ce la facciamo fino all'anno nuovo? Sì? Quando dura? Gloria a Dio.
Grazie per questo video, Mariana, bellissimo, veramente. Mi ha fatto ricordare tante cose che noi dimentichiamo, no? Però quegli ultimi due non li conosco, chi erano quei due con le manine alte? Quei due personaggi, erano cartoni animati o erano due personaggi veri? Gloria a Dio, va bene. Allora andiamo alla parola di Dio, gloria a Gesù. Volevo anche dirvi una cosa, sono in dovere di dirvelo, perché poi non so se mi ricordo di questo, lo dobbiamo dire. Comunque, sapete che noi comunque sosteniamo Sephora, Motta in modo particolare, sosteniamo Porte Aperte, sosteniamo il fratello in Kosovo e abbiamo fatto un'offerta per Natale in Kosovo, abbiamo mandato 500 euro, abbiamo mandato poi anche per... Carlo, ricordami per favore, Gennaro Chiocca, il fratello Chiocca, anche 500 euro abbiamo mandato lì. Poi c'è stato un fratello di questa comunità, che non vuole che si sappia chi è, ma a nome della Chiesa ha mandato 5.000 euro a Sephora Motta, a nome della nostra Chiesa. Ha mandato 5.000 euro perché desidera che iniziano per scavare un nuovo pozzo. Quindi aveva il desiderio, quindi ve lo devo dire perché l'offerta l'ha fatta lui, diciamo, però l'ha messo a nome della Chiesa. Chiesa Rifugi in Cristo Marosti. Abbiamo avuto i ringraziamenti da Sephora e l'anno nuovo sicuramente lei ci verrà a trovare. E dopo magari quando saremo a tavola tutti quanti insieme vi leggerò la lettera del presidente nostro delle chiese dell'Italia, che ha mandato una lettera ai pastori, ovviamente alla Chiesa, di auguri a tutti quanti noi. Va bene? La leggerò dopo. Adesso vogliamo andare alla parola di Dio. Alleluia. Genesi sempre, capitolo 17. Leggeremo dal versetto 15 al versetto 22. Abbiamo parlato delle promesse di Dio la settimana scorsa, stiamo vedendo la fragilità dell'anima dell'uomo. Abbiamo visto come Isacco, pur avendo la promessa da parte di Dio che Dio l'avrebbe benedetto, poi lui dice: questa donna è mia sorella. Ma se hai avuto la benedizione di Dio, qual è la tua preoccupazione? Noi a volte quando attraversiamo delle situazioni, bastano delle piccole cose, ci dimentichiamo che Dio ha detto che sarebbe stato con noi, che è con noi, che ci avrebbe benedetto. Basta un piccolo ostacolo che troviamo davanti e allora subito cerchiamo noi di aiutare Dio. Ma noi non dobbiamo aiutare Dio, è Dio che aiuta noi. Siete d'accordo? Ecco, allora questa sera invece vi dirò qualche altra cosa sempre riguardo a questo, come lo Spirito Santo sta parlando al mio cuore. Poi Dio disse ad Abramo: quando Sarai tua moglie, non la chiamerai più Sarai, ma il suo nome sarà Sara. E io la benedirò e da lei ti darò pure un figlio. Sì, io la benedirò ed ella diventerà nazione, re dei popoli usciranno da lei. Allora Abramo si prostrò con la faccia a terra e rise e disse in cuor suo: nascerà un figlio da un uomo di 100 anni e partorirà Sara che ne ha 99 anni. Quindi Abramo disse a Dio: Deh, possa Ismaele vivere davanti a te? Ma Dio rispose: no, ma Sara tua moglie ti partorirà un figlio e tu lo chiamerai Isacco e io stabilirò il mio patto con lui come un patto eterno con la sua discendenza dopo di lui. Quando a Ismaele io ti ho esaudito, ecco io lo benedirò, lo renderò fruttifero, lo moltiplicherò grandemente, egli diventerà padre di 12 principi e io gli farò di lui una grande nazione. Ma il mio patto lo stabilirò con Isacco, che Sara ti partorirà in questo tempo l'anno prossimo. Sara ti partorirà in questo tempo l'anno prossimo. L'anno prossimo, ricordatevi l'anno prossimo, perché noi stiamo entrando in un anno prossimo, la benedizione di Dio. Quando ebbe finito di parlare con lui, lasciò Abramo levandosi in alto. E mi fermo qui, per questione di tempo ovviamente. Io stabilirò il mio patto e lo stabilirò con Isacco. Sara ti partorirà un figlio in questo tempo l'anno prossimo. Dio provvede per noi anche l'anno successivo.
Noi contiamo le ore, i giorni, i minuti, ma per Dio non c'è il tempo. Noi lo contiamo. La parola di Dio, lo sottolineo questa sera, non è l'oroscopo. Mi avete sentito già all'inizio? Non si basa sulle stelle, ma si basa su colui che ha creato le stelle. Su colui che ha creato le stelle. La parola di Dio è sì e amen. O ci crediamo o non ci crediamo. Sapete, quanti hanno il navigatore satellitare in macchina? Oramai tutti, no? Se non ce l'avete in macchina l'avete anche sul telefonino, che a volte è meglio quello sul telefonino, perché se non lo aggiorni, a me ad esempio mi ha portato verso una cascata. E invece poi con quello di Google... Però la cosa è questa, che o ti fidi o non ti fidi. Il navigatore satellitare però ha certe particolarità, più veloce, più economica, cioè tu puoi impostare quella che ti pare meglio, no? Ci sono tanti credenti che fanno più veloce, perché vogliono le cose subito. Noi dobbiamo fidarci di ciò che la parola di Dio ci dice, ma la parola di Dio più delle volte non ti dice niente. Cioè, Dio ti dice semplicemente fidati di me. Vi ricordate di quel figlio di quel pastore che lui fece quella lista? Ve la ricordate? Che ho predicato tempo fa, su quel foglio che lo voleva servire, entra in chiesa, lo getta davanti al pulpito e lui si mette lì per tutto quello che voleva fare, aveva scritto e aveva firmato e allora aspetta lì, dopo un po' non c'è una risposta. Lui si alza, forse mi sono dimenticato qualcosa e va a scrivere ancora qualche altra cosa sotto. Sta lì ancora 1 ora, 2 ore, non sente niente, non sente nessuna risposta. A un certo punto ecco una voce che gli dice: io desidero da te, lì c'è un foglio, prendilo. Lui prese un foglio che era un foglio bianco e disse: mi devi mettere la firma sotto. E basta. Perché quello che io ti ho chiamato a fare, sarò io a scrivere quello che tu devi fare. Noi non possiamo impostare a Dio quello che vogliamo. Quest'anno qual è stato il tuo pensiero per l'anno nuovo? Sicuramente avrai fatto una lista. Signore, vorrei questo, vorrei quest'altro, Signore, quest'anno vorrei quest'altro, Signore, vorrei quest'altro. Cosa ti aspetti dal Signore quest'anno, per l'anno nuovo? L'anno che abbiamo trascorso avevamo chiesto delle cose al Signore, si sono avverate alcune, altre no? Forse stai ancora aspettando, perché Dio ha i suoi tempi. Però Dio quando risponde solo per il nostro bene. E qualcuno ha detto: se Dio ti dice di no, ringrazialo 2 volte. Ringrazialo 2 volte. Dio mantiene le sue promesse e quello che voglio dirti questa sera, non ridere alle promesse di Dio. Non ridere alle promesse di Dio. Sara si mise a ridere, Abramo si mise a ridere, perché per loro era qualcosa di impossibile. Forse Dio ti farà una promessa che per te è impossibile, ma c'è qualcosa di impossibile per il Signore? C'è qualcosa di troppo difficile per Lui? La parola di Dio dice così, è meraviglioso, dice: colui che ha creato l'occhio non vede egli? Colui che ha creato l'orecchio non ode forse egli? Sì. E a volte noi questo non lo mettiamo in conto, che Dio vede ogni cosa, che Dio ascolta ogni cosa, anzi Lui non ha bisogno neanche che noi le cose le pronunciamo, perché Lui le conosce già, conosce il desiderio del nostro cuore, conosce ogni cosa che c'è dentro di noi. Lui già sa quello che tu vorresti ricevere per l'anno nuovo, quali sono i tuoi pensieri, che cosa stai meditando, progettando per l'anno nuovo. Voglio cambiare la cucina, voglio cambiare la macchina, voglio cambiare questo, voglio cambiare... È vero o non è vero? C'è un progetto e adesso ho fatto semplicemente, non dimmi che ci ho azzeccato perché non sono un indovino, ma vorrei fare questo, vorrei fare quest'altro. Dio sa qual è il desiderio, però Dio dice: che posto occupo io nella tua vita? Perché Lui dice: cercatemi, cercate prima il regno di Dio e tutte le altre cose vi saranno sovraggiunte.
C'è qualcuno che quest'anno gli è mancato qualcosa? C'è qualcuno che può dire che ha aperto il frigorifero e non c'era niente da mangiare? C'è qualcuno che può dire che non è stato nel bisogno, che gli mancava delle cose a casa sua? Io credo che Dio è andato al di là di quello che noi pensavamo, immaginavamo. Perché Dio è così. Dio è un Padre meraviglioso. Cambiò il nome di Abramo, e voglio fare questa osservazione questa sera, non sarò lungo. Il nome fu cambiato da Abramo, grande padre, di Abramo, padre di una moltitudine. Abramo fu cambiato il nome di Abramo, padre di una moltitudine. Lui era grande padre, ma fu cambiato a nome di padre di una grande moltitudine. Ascolta, nella Chiesa del Signore ci sono pochi padri. Tu potrai essere un bravo papà a casa tua, potrai essere un bravo genitore, ma Dio vuole cambiarti da un grande padre a un padre di una moltitudine. Mi state seguendo? Padre di una moltitudine, cioè non soltanto un papà della tua figlia, di tuo figlio, ma padre che Dio ti manderà delle persone in cui tu potrai essere un papà spirituale. Gli ha cambiato il nome. Mi sono chiesto, ma perché gli ha cambiato il nome? Gli ha cambiato il nome a Sara. Non la chiamerai più Sarai, ma Sara. E qual è questo significato? Dio cambiò il nome a Sarai in Sara. Sarai significa mia principessa. Mia principessa. Avete mai sentito dire da un marito, è difficile, però ci sono quelli che lo dicono, è la mia principessa. Avete mai sentito? È la mia principessa. Qualcuno lo dice più alla figlia. È vero o no? È la mia principessa. È la mia principessa. Dio ha cambiato il nome anche a Sara. Da Sarai a Sara. La mia principessa. E ho chiesto allo Spirito Santo, ma Signore, perché mi hai fatto notare queste cose? Come se il suo onore fosse stato limitato ad una famiglia. Sara significa principessa. Non mia principessa. Principessa. Non sei di proprietà di nessuno. Sei principessa per l'opera di Dio. Non sei proprietà di tuo marito. Non sei proprietà di tuo padre, di tua madre, la mia principessa. Sei la principessa del Signore, per l'opera di Dio. Non la mia principessa. Allora, tu marito e tu moglie, che hai tuo marito che serve il Signore, non la tenere per te soltanto, lascia che serve il Signore, perché può essere una principessa nell'opera di Dio. Fratelli, per tanti anni le donne hanno avuto pochi impegni nelle comunità, ma le donne sono un valore straordinario per l'opera di Dio. Se voi vedete quando Gesù era qui, i discepoli dove erano quando Gesù era sulla croce? C'era solo Giovanni, e anche da lontano, fra le altre cose. Ma le donne lo seguirono, e lo seguivano. Le donne sono andate al sepolcro. E Gesù è apparso a una donna quando è risorto. Andate a dire a Pietro. E lo sappiamo che le donne allora non avevano nessuna, la loro testimonianza non aveva valore. Io mi sono chiesto, ma perché proprio a una donna se non ha valore la sua testimonianza? Perché Gesù cambia le cose. Perché Gesù trasforma. Perché Gesù prende le cose che non sono per svergognare quelle che sono. Io ringrazio il Signore per le sorelle della nostra comunità, per l'impegno, per il compito, per la loro spiritualità. E ringrazio il Signore per come Dio si usa in maniera straordinaria di ognuno di loro, per il zelo, per il desiderio che hanno di servire il Signore. E che Dio ce ne dia sempre di più, sorelle che amano servire il Signore. E non vi preoccupate, perché Dio desidera fare di voi le sue principesse.
anche se non sei principessa di qualcuno, anche se qualcuno non te l'ha mai detto, Dio questa sera ti dice: sei la mia principessa. È meraviglioso sentirsi amato dal Signore, è vero o no? Forse non l'hai mai sentito dai tuoi genitori, non hai mai sentito una parola buona nei tuoi confronti. Quante volte mi avete sentito dire che mio padre a me, per l'età che c'era, ma anche per la cultura, per l'esperienza, non mi ha mai chiamato per nome. Wagliù. Wagliù, che qui vuol dire boccia. Boccia, vieni qua. Wagliù, io ho un nome. Non mi ha mai chiamato per nome. Però quando ci siamo scritti alla fine dei suoi giorni di vita, mi ha scritto, perché io mi sentivo in cuore di dirgli tutte le cose che mi sono mancate. Quindi ci siamo scritti. E lui mi ha scritto Giovanni, anzi Giovan Battista. Papà ti vuole bene e ti ha amato. Ok, mi vengono ancora i brividi a sentire, perché non avevo mai sentito, io non ho mai avuto un abbraccio da papà. Ieri sera che cosa ho detto prima che ci andavamo a cantare? Cosa ho detto? Abbracciamoci. Lì sopra, eravamo in una stanzetta, abbracciamoci, perché gli abbracci fanno bene. C'è il Covid, è vero, ma gli abbracci fanno bene. Forse non hai mai avuto un abbraccio da qualcuno. Forse non servono neanche le parole. Serve semplicemente veramente tenere a far sentire il tuo affetto, il tuo amore, un abbraccio. Quante volte ti sei sentito abbracciato dal Signore? Io ho sentito le sue braccia d'amore intorno di me, perché Gesù è vivente, perché Dio è vivente. Il capitolo 21 della Genesi dice, dal versetto 1 al versetto 7, dice così: l'Eterno visitò Sara come aveva detto, e l'Eterno fece a Sara come aveva promesso. E Sara concepì e partorì un figlio ad Abramo nella sua vecchiaia, al tempo stabilito che Dio gli aveva detto. E Abramo pose nome Isacco al figlio che gli era stato dato e che Sara gli aveva partorito. Poi Abramo concepì suo figlio, circoncise suo figlio Isacco all'età di 8 giorni, come Dio gli aveva comandato. Ora Abramo aveva 100 anni quando gli nacque suo figlio Isacco. E Sara disse: Dio mi ha dato da che ridere. Che Dio il nuovo anno possa darci da che ridere. Amen. Ieri sera io ho riso tanto. Ieri sera ho riso tanto perché stavo parlando con il prete e gli ho detto una cosa e dopo mi sono messo a ridere. Ma sapete perché? Perché lui non ha capito la battuta. Io l'ho fatta, però mi sono messo a ridere per la fedeltà di Dio. Qui ci sono delle promesse e dice: ma il mio patto lo stabilirò con Isacco, Sara ti partorirà in questo tempo, l'anno prossimo ti partirà un figlio. E loro si misero a ridere perché in quel momento non ci credevano. Com'è possibile? E invece poi quando tutto fu concepito, quando la promessa arrivò, quando tutto si stabilì, lei si mise a ridere per la gioia che noi possiamo ridere, per la gioia il nuovo anno delle promesse che Dio ci ha dato. In mezzo alle difficoltà, in mezzo ai momenti difficili che magari stiamo attraversando, possiamo ridere perché Egli cambia il lutto in gioia. È l'unico che lo può fare. Può cambiare il lutto in gioia, può dare pace alla nostra vita in un momento difficile. Egli è l'unico. Dio mi ha dato da che ridere. Chiunque lo udrà riderà di me. Chiunque lo udrà riderà di me. Ma come una donna a 100 anni ha avuto un figlio? Ma ancora oggi potremmo dire: a 100 anni ha avuto un figlio? E disse pure: chi avrebbe mai detto ad Abramo che Sara allatterebbe figli? Poiché io gli ho partorito un figlio nella sua vecchiaia. C'è qualcosa troppo difficile per il Signore, fratelli? C'è qualcosa troppo difficile per te? Magari tu non hai il coraggio di chiedere, non hai il coraggio di pensare o di sapere. C'è qualcosa che Dio non può fare? Io ho visto cose nella mia vita straordinarie, ho visto miracoli, ho visto segni, prodigi, ho visto cose straordinarie che non avrei mai potuto pensare, immaginare, perché io ritengo che abbiamo un grande Dio. Quando lo cantiamo, Dio, grande Dio, è vero,
e lo possiamo cantare con tutto il cuore. Perché? Perché lo abbiamo realizzato. Dio, grande Dio. Abbiamo un Dio grande e lo possiamo cantare con tutto il cuore perché lo abbiamo sperimentato. Vuoi mettere una cosa che hai sperimentato e una cosa che hai sentito? Davide dice: io ho cercato l'Eterno, vero? Io ho cercato l'Eterno e il Signore mi ha liberato da tutti i miei spaventi. Io questa sera vorrei dirti: quanti di voi sono stati liberati da spaventi? Da paure? Quindi non è solo Davide. Quindi anche tu puoi dire: io ho cercato il Signore ed Egli mi ha liberato. E quando vai da qualcuno che ha paura, che vive delle situazioni di paura, tu puoi testimoniare sulla tua vita: ascolta, quello che ti sta parlando era nel panico, era nella paura. Sapete che io non riuscivo a dormire se non c'era una luce accesa in camera? Avevo paura del buio. Avevo paura del buio. E il Signore mi ha liberato da questo. Ci sono certe cose che magari per altri possono essere stupidaggini, ma per altre persone sono importanti. Ti possono bloccare. Però noi abbiamo l'Eterno che libera, l'Eterno che guarisce, l'Eterno che sana. Fratelli, la mano del Signore non si è accorciata. La parola di Dio dice che cielo e terra passeranno mesi, giorni, anni, ma Lui non cambia mai. Lui è lo stesso e le promesse di Dio si avverano. Non è l'oroscopo. Le promesse di Dio si avverano sulla tua vita. Vorrei farvi una domanda. Quanti di voi stanno aspettando una promessa da parte di Dio? C'è qualcuno che fa così? Quanti di voi stanno aspettando una promessa? Fai così, lascia che Lui ti vede. Signore, sono qui. E cosa dici se l'anno prossimo questa promessa la otterrai? Ti metterai a ridere? O no? Sarai gioioso o no? E allora questa sera mi puoi dire, o meglio, ci puoi dire a tutti quanti noi qui, che se riceverai quella promessa l'anno prossimo, quando ti alzerai per testimoniare, inizierai a ridere e noi capiremo che Dio ti ha risposto? E così gli altri che non erano qui l'ultimo dell'anno diranno: no, ridiamo. Perché? Perché colui che mi ha fatto la promessa è fedele. Perché colui che fa le promesse non viene mai meno. Fratelli, noi abbiamo un Dio vivente. Noi non preghiamo a un Dio morto. Noi crediamo a colui che è risorto ed è seduto alla destra di Dio Padre. È colui che intercede per noi. È colui che ascolta tutte le cose che voi chiederete al Padre mio nel nome mio. Egli ve le darà. E noi ogni preghiera che facciamo la presentiamo nel nome di Gesù. E siamo certi che passa del tempo, forse non è il momento ancora adatto per ricevere quella promessa, ma Dio l'ha preparato e forse ha preparato qualcosa di più di quello che tu immaginavi. Quanti questa sera possono dire: avevo chiesto una cosa al Signore, ma il Signore mi ha dato il doppio? Che belle queste mani alzate. Il Signore mi ha dato di più. Che bella la testimonianza questa sera. 11 mesi, a contare 11 mesi che viene in chiesa mio marito. Per noi è una gioia vederlo, è una gioia veramente. E preghiamo il Signore che lo vediamo scendere nel racco battesimale. Siete d'accordo? Amen. Gloria a Dio. Una grande testimonianza. Anzi, quest'anno avremo il doppio dei battesimi. Wow! Gloria a Dio. Cosa dite se abbiamo la vasca battesimale ogni domenica? La lasciamo qui, quindi Gildo non deve fare neanche lo sforzo perché bisogna cambiare solo l'acqua. Perché non è possibile, no? Ma quello basta un tubo che esce di là, ma la lasciamo qua dentro. Anzi, predico dalla vasca battesima con i stivali. Gloria a Dio! Amen! Fratelli, è tempo di raccolta. È tempo di raccolta. Questa mattina c'era qualcuno qua che mi ha telefonato alle 9. A che ora è la messa? Mi ha detto. Alle 9 del mattino. Ho detto: non abbiamo la messa. Abbiamo il culto, ma questa sera... Ah, mi dispiace. Alle 9 erano qua fuori. Io penso che in tutti quelli che abbiamo ascoltato, tra Bassano, che erano in 400 e passa persone, ieri 300, Vicenza
450 persone. Io penso che il seme è stato sparso. E il Signore sa a suo tempo. Però tu puoi dire insieme con me, io c'ero. Io c'ero. Quando siamo andati nelle carceri è stata un'esperienza straordinaria. Bellissimo. Abbiamo visto, si abbracciavano musulmani, non si capiva niente. Abbracciavano, cantavano, sorpresi. E non avremmo mai pensato, quella lettera che ho fatto entra in ogni cella. E ogni persona che entra lì, che legge quella lettera, è per la salvezza. E magari un giorno, come dicevo l'altra volta, ce lo troviamo in cielo uno di loro. E dirà, sai chi sono io? Tu sei venuto un giorno nelle carceri, hai cantato, io ti ho sentito, hai testimoniato, ho sentito la tua testimonianza, ho sentito quel messaggio e io ero lì e oggi sono qui con te. Wow! Io c'ero! E allora quello che voglio dirti, ma non è semplicemente una parola gettata lì. Dio ti ha chiamato ad essere un padre, Dio ti ha chiamato ad essere una principessa per l'opera di Dio. Questa sera puoi fare una promessa al Signore. Questa sera puoi fare una promessa al Signore. Puoi promettere al Signore di dire, Signore, aiutami ad essere un papà spirituale. Signore, dammi sapienza, dammi saggezza. Se ci sono delle anime che verranno da me, dei fratelli, dei ragazzi, dei giovani, che verranno da me per chiedere consiglio, fa che io possa essere per loro un papà. Sapete che molti non hanno il coraggio di andare dal proprio papà, ma sono in cerca di un papà. E tu che sei una sorella in Cristo, puoi essere una principessa per l'opera di Dio. Dio è potente da cambiare il tuo nome, per essere una principessa per l'opera di Dio. E allora per l'anno nuovo puoi dire, Signore, voglio essere una principessa per te. Voglio essere un papà. Dio ti benedirà grandemente. Queste sono le promesse del nostro Dio. Lui cerca sempre in tutti i modi, in tutte le situazioni. Ci cerca di bombardare dalla preoccupazione, le paure. Ma noi non apparteniamo a questo mondo, noi siamo figli di Dio. Alleluia. Noi siamo esseri spirituali. E Dio provvederà ad ogni nostro bisogno secondo le sue ricchezze in gloria. Forse qualcuno ha dichiarato una malattia sulla tua vita. Dio è potente da liberarti da ogni malattia. Dio è potente da rinnovare ogni cellula nella tua vita, completamente. Noi abbiamo un Dio che è il dottore dei dottori, il Signore dei signori. Amen. Alzatevi in piedi, gloria a Gesù. Alleluia. C'è un tempo per lodare il Signore. Vincenzo, guidaci tu. Alleluia. Gloria a Gesù. Oh, alleluia. Se camminerò nella notte, tu cammini con me. Il tuo amore mi salverà. Se mi perderò, so che tu il mio aiuto sarai. La tua mano mi coprirà. Io non ho paura. Perché so che sei con me e perché tu sei con me, chi temerò, chi temerò? Tu non mi lascerai mai, anche se la notte è buia, tu non mi lascerai mai. Quando il vento soffia forte, tu non mi lascerai mai, non mi lascerai mai. Posso già vedere una luce che splende per me, più del sole mi scalderà. Il buio finirà e per sempre con te
lascerai mai. Quando il vento soffia forte, tu non mi lascerai mai, non mi lascerai mai. Alleluia. Grazie Signore. Che tu sei fedele. Alleluia. Grazie Spirito Santo. Grazie per la tua Dio è il nostro Dio. Canta che Dio grande Dio, e si vedrà che grande Dio è il nostro Dio. Glorioso Re dei Re, vestito di maestà, la terra gioirà, la terra gioirà. C'è luce intorno a lei, la voce sua si udrà, il male cremerà, il male cremerà. Dio grande Dio, canta che Dio grande Dio, e si vedrà che grande Dio è il nostro Dio. Tengo in mano te, eterno senza età, principio e fine sei, principio e fine sei. Padre, Figlio e Spirito, sovrana Trinità, il leone e l'agnello, il leone e l'agnello. Dio grande Dio, canta che Dio grande Dio, e si vedrà che grande Dio è il nostro Dio. Dio grande Dio, canta che Dio grande Dio, e si vedrà che grande Dio è il nostro Dio. Tutto sei per me, tu sei degno di lode, il mio cuore canta a te, sei grande. Tu sei per me, tu sei degno di lode, il mio cuore canta a te, sei grande. Grande Dio. Canta che Dio grande Dio, e
e si vedrà che grande è il nostro Dio. Vogliamo cantare con tutto il nostro cuore. Ci troviamo alla fine di un anno. Alleluia. La tua fedeltà è incomparabile, nessuno è come te, o eterno Dio, grande la tua fedeltà, la tua fedeltà è grande, la tua fedeltà è incomparabile, nessuno è come te, o eterno Dio, grande la tua fedeltà. La tua fedeltà è grande, la tua fedeltà è incomparabile, nessuno è come te, o eterno Dio, grande la tua fedeltà. La tua fedeltà è grande, la tua fedeltà è incomparabile, nessuno è come te, o eterno Dio, grande la tua fedeltà. Amen, vogliamo fare un applauso al Signore, gloria a Dio, grande la tua fedeltà, amen, gloria a Dio, il Signore ci benedica, adesso vogliamo liberare per mettere i tavoli e stare insieme, gloria a Dio, e sicuramente passeremo una bella serata insieme e anche a mezzanotte ci fermeremo per lodare il Signore, amen, aspettiamo, grande sei Signore, gloria a Dio.